eccetera, che deve essere compresso, eccetera. Il restante è azoto, anidride carbonica, ma ci sono centinaia di altre combinazioni chimiche che poi vi mostro in tabella, che non sono intercettate e che vengono, diciamo, buttate via ed eliminate dalla depurazione nelle fasi. Ecco, sono 3 fasi principali. Un altro discorso fondamentale è questo: non è che abbia un alto rendimento termico, perché ha bisogno poi, se vogliamo recuperare per esempio anche le ceneri, vedete, bisogna anche lavorare le ceneri, fare la vetrificazione, eccetera, perché produce più ceneri di un inceneritore normale, questo qua, perché, diciamo, prende solo la parte gassosa, pregiata, se vogliamo, carboniosa, non è che e poi il resto lo lascia lì, non è come un inceneritore che brucia tutto e va via anche i metalli pesanti, va via un sacco di altre porcherie. Ecco, butta fuori tante combinazioni in output, però lascia anche molti residui in fondo, e poi alla fine, vedete, l'idrogeno viene utilizzato in motori per produrre energia elettrica incentivata. Ecco, questi sono i dati del vostro, faccio solo alcuni incisi sulla vostra, che ho riassunto dei fogli che mi avete mandato. Ecco, diciamo che avete 50 codici CER, vedete, di vario tipo, compresi i rifiuti solidi urbani, 20 sono speciali pericolosi e 30 non pericolosi. Sono 36.000 tonnellate anno di incenerimento per 100 tonnellate al giorno, però poi li possono mettere in parallelo, possono mettere anche 2 di questi, cioè non cambia niente, perché vi dico che la strategia, una volta che il popolo ne ha accettato uno, poi ne mette anche a diesel, come è successo a Fusina, come è successo a Schio, e non è un caso che a Cadelbue, che aveva già l'inceneritore prima che è stato chiuso, che era letto fluido, che non funzionava, no? Gli abbiano messo di fianco quello nuovo, non è che sono andati in una zona nuova, vorrebbero metterlo, adesso spero che il Tosi ci ripensi se va su lui, però c'è anche un'altra lista alternativa, perché penso che contro l'inceneritore speriamo che vinca quello. Allora, stoccaggio per il trattamento, ecco, un'altra cosa un po' pesante è che ci sono 2500 tonnellate di stoccaggio di rifiuti. Adesso voi non avete isondazioni eccetera, ma ci sono delle situazioni come a Maser per esempio, no? Dove in questo deposito c'è il rischio di esondazione, per esempio, se fosse fatto vicino a un fiume, ecco. Bisogna analizzare i flussi odorigeni, vedete, la provenienza dei rifiuti. Allora qui bisogna che questi signori garantiscano, almeno nel progetto che vogliono loro, ma che lo dicano anche agli istituzionali, che garantiscano input di rifiuti per 30 anni con una certa quantità. Come fanno a farlo? È impossibile. E vedete che già nel manico dove sta l'errore, è per quello che ha messo dentro tutto. Se avessero potuto mettere dentro anche il petrolio, ci avrebbero messo dentro il petrolio. Allora, provenienza rifiuti, garanzia di provenienza per la vita dell'impianto, garanzia della durata degli incentivi. Non è mica detto che i CIP6 e tutto quello che gli danno per l'energia elettrica continui. Ma avete visto il fotovoltaico che fine che sta facendo? Avete visto, no? Dimezzato. Sapete che lo dice più di una volta il ministro, ma io lo sapevo già, perché c'era già un rapporto dell'autority di 2 anni fa che diceva non riusciamo a reggere gli incentivi del fotovoltaico, perché anche lì sono andati alla cavolo di cane, no? Vai avanti, gli incentivi più alti d'Europa, l'importante è che le industrie facciano impianti grandi, facciano eolici che non servono, chiusi, e la gestione senza piani, non abbiamo un piano energetico nazionale, basta, top, chiuso. Il manovratore fa quello che vuole. Pericolosi, ecco, pericolamenti eliminati, anche le vasche di decantazione eccetera, è tutto da discutere questo discorso qua, perché con 2500 discorsi di stoccati, no, la somma, io ho fatto la somma, 675 più 515 di rifiuti pretrattati da incenerire e 1290 di rifiuti trattati da inviare a recupero. Queste sono tutte cose che ci sono,
perché c'è tutta la catena, no? Quella che entra, quella che giace, si tratta e quella che si spedisce. Se voi andate a vedere l'ago in qualsiasi posto c'è tutta questa catena del freddo che, ecco. Poi traffico aggiuntivo, rischio esondazioni eccetera, percolamenti. Di corso di percolamenti avete fiumi di scarico, perché qui ho sentito che tolgono l'olio eccetera eccetera, ma se per caso arrivano inondazioni o piogge eccessive eccetera, è tutto tracima, dove va? Va dentro nella cosa, perché qui i rifiuti pericolosi non si scherza, basta un bidone che fa fuori fiumi, fa fuori fogne, fa fuori tutto, insomma, con i rifiuti pericolosi non si scherza. Questo è il discorso di fondo. Ecco, questa è la lista di quello che ci va dentro, che ci ha mandato i codici sociali. Vedete c'è dentro anche rifiuti urbani, domestici, c'è dentro il fluff delle automobili, in sostanza hanno messo dentro tutto. Hanno fatto praticamente una lista di tutta la roba che può venire da tutto il Veneto e magari anche da Napoli, e ha detto le utili, no? Carbonio, l'azoto, l'acqua eccetera. Ecco, quindi vedete che anche negli scarti leggeri, ecco, non è che non esca niente, ma esce un sacco di polveria. Gli scarti leggeri sono quelli più pericolosi, perché sono quelli del filtraggio, quindi sono quelli che contengono le diossine e tutto chi più ne ha più ne metta. Ecco, poi vedete ci sono le diossine che vengono emesse anche dalla pirolisi, cioè fattori di emissione di diossine, vedete, le diossine, incenerimento 400 nanogrammi per tonnellata trattata, la pirolisi ne emette meno, ma emette. Voi sapete che la diossina è l'inquinante peggiore che esiste in assoluto, perché è un organo clorurato che mima gli ormoni, nel senso che una volta che viene intercettata dal corpo, la si mangia attraverso la catena alimentare. Noi siamo l'ultima ruota della catena, quindi siamo quelli che mangiano di più diossina. Quando entra in circolo va nel grasso. Chi è grasso alle volte fa anche avvelenamento da diossina quando dimagrisce, se viene dentro tanta, perché tende ad accumularsi nel grasso, va bene? Quindi stanno meglio i magri in questo senso, ecco, e entra in circolo, entra nel sangue, entra nei ricettori cellulari, non la riconoscono perché mima gli ormoni, ha delle composizioni simili agli ormoni ed entra nella cellula, e quando entra poi il discorso vale per lo stesso come per le PM2,5 eccetera, cioè fa un sacco di, come gli organi clorurati, come i pesticidi, no? Come il mancozeb eccetera, che è un interferente endocrino eccetera. Quindi vedete che non è zero l'emissione. Sto andando a chiudere perché basta, penso che ci siano elementi di discussione. Ecco, questi qua sono degli esempi. Questo qui è un inceneritore normale, ma vi mostro di un inceneritore a plasma. Voi sapete che 2 legislature fa c'era la Lega a Montebelluna che voleva un inceneritore al plasma, proprio della vostra dimensione, la dimensione di questo pirolitico che avete voi, che vogliono fare qui da voi. E lì il comitato si è fatto, raccoglieva manifestazioni da 2000 persone, mi ricordo in testa l'UF, l'ha puppato eccetera, e poi è diventato sindaco, e sono riusciti non solo a vincere il comune ma anche a non fare l'inceneritore. Quindi vi ho anche mandato il documento che abbiamo studiato come WWF su queste tematiche. Ebbene, tanto per darvi un'idea dell'input e dell'output di un inceneritore, non è vero che è così, è una catarsi. Occorrono un sacco di input e di additivi che entrano, che si buttano dentro, e poi oltre alle porcherie che escono. Quindi per quell'inceneritore al plasma, a fronte, vedete, di 11.070 kg di rifiuto solido urbano che bruciava, praticamente in ingresso aveva 351.000 kg, cioè aveva addirittura 30 volte di più, fra calce, acqua, soda per le resine, aria per la combustione, eccetera. Poi bisogna calcolare tutto, l'aria sana che va dentro e che si sporca. È un capitale, porco cane. Dobbiamo considerare l'aria, è il primo fattore di importanza, che senza respiro non si fa. Quindi
Cominciamo, ecco, qui ci sono tutti questi inquinanti, poi io la presentazione la lascio e qualcuno se la vuole guardare, tutti questi inquinanti che escono dagli inceneritori, vedete, comprese le diossine. Queste sono le classificazioni di cancerogenicità fatte dallo IARC. Vedete quanti output di emissione che sono classificati 1, 1, 1, 2B, 2B, 1, 1, 1, eccetera. Quindi c'è tutto un discorso dietro anche. E insomma, è il cancro non casca mica dal cielo, è là il problema, non cade mica dal cielo. È uno che fa così, vuol dire che non ha letto questa tabella qua, per esempio. Ce ne abbiamo, sapete, gli istituzionali che fanno così, non faccio nomi, ma il numero è fatto così. Allora, cosa abbiamo detto? Questa è l'ultima, poi volevo parlare di rifiuti, però poi chiudiamo. Cosa abbiamo detto allora, quando siamo andati, abbiamo fatto una riunione in regione, fatela anche voi, chiedete riunione di capigruppo, va bene, per gli inceneritori di Silea e Mogliano. Eravamo tutto un gruppo con i nostri documenti, con i nostri tecnici, eccetera, e abbiamo detto, prima di tutto dobbiamo cominciare a sviluppare i piani. Insomma, voi siete qui e se non fate i piani siete fuori legge. Va bene? Noi diciamo che ne abbiamo perdonate tante finora, va bene? Anche a chi non fa il suo dovere. Allora, piani di rifiuti speciali di energia. Questo qua lo abbiamo chiesto nel 2007, ragazzi. Siamo ancora qui, Siamo ancora qua. Valutare i vincoli SIC e ZPS. Ci saranno delle aree in cui non si può costruire neanche in mezzo alle case, come nel vostro caso. Perché, per esempio, quando noi diciamo l'impianto di Vedelago per il riciclaggio lo possiamo fare in qualsiasi area industriale, cavolo, se andate a Vedelago non sentite neanche l'odore dei rifiuti, insomma, sentite un sibilo, però basta coimentare un po' il capannone, perché c'è quello che macina il pistolotto fuso lì, eccetera, è una macinetta, insomma, no? Sì, però costruitemi un inceneritore dentro un'area industriale di questo tipo qua, con 2500 kg di stoccaggio di rifiuti speciali, eccetera, in mezzo alle case, e poi con queste situazioni qua, perché bisognerà imparare anche dalle esperienze. Insomma, questi qua hanno avuto 5 incidenti a Torino per un impianto analogo per i rifiuti speciali. Cioè, è l'ultimo che mi è venuto in mano, ma ve ne potrei dare a decine di questi esempi qua, non è che inserire nella la via alternativa opzione 0. Allora, una cosa che gli istituzionali devono inculcarsi sempre per i dettati del Millennium Assessment è che se noi dobbiamo vivere in questo territorio dobbiamo impostare dei cicli chiusi anche nei processi industriali, non solo nei processi agricoli, e anche nei processi di servizi. Se no non ne usciamo, perché allora cosa succede? Che questo qua non ve lo fanno da voi, ma lo vanno a fare da un'altra parte, ma il discorso non cambia. Il discorso deve cambiare alla radice, deve essere il processo industriale che deve cambiare, e quindi il ciclo totale, e quindi andare alla minimizzazione dei rifiuti producendo della qualità di processo. Ma sono anni, questo libro qua sono anni che lo dice, vedete, va 95 contro lo spreco, questi qua, uno dei testi che gira, insomma. Quindi alternativa opzione 0 vuol dire, cari istituzionali, mettiamoci intorno a un tavolo e guardiamo input per input che viene dentro questo processo qui e vediamo come si può riciclare, non bruciare, riciclare. Allora a questo punto potremo anche starci. Però se si ricicla, sapete che resta nello stabilimento, non è che viene, perché io li chiamo dei concentratori di inquinanti, gli inceneritori, come le discariche, sono concentratori di inquinanti, importano e muore il territorio. Concentratori di inquinanti. Poi l'effetto è la termocancrovalorizzazione, però sono dei concentratori di inquinanti. Allora, inserire nella via l'alternativa opzione 0. Noi dobbiamo imparare a pensare che la combustione ad alta temperatura è contro i cicli naturali, altrimenti non ne usciamo. Ma sapete quanto sto lottando io
contro i fuochi all'aperto. Stasera ne ho visti qui a in qualche paese sta passando, bei fuocherelloni in mezzo al paese. Ma sapete che il 10% dell'inquinamento di PM10,2,5 è dato dai fuochi all'aperto? E si buttano dentro le viti con tutti i pesticidi dei trattamenti su, con la plastica e tutto quanto. Ed è fuori legge. Ma perché gli istituzionali non si incazza? Non mandano una bella direttiva a tutti e dire: se vi becco con fuoco all'aperto vi do 500 euro di multa, consegnatelo, abbiamo le isole ecologiche, abbiamo tutto, oppure si fanno i mucchi che si decomposta in un anno come faccio io nel bosco. Perché dobbiamo fare queste cose di civiltà? Ecco, opzione zero vuol dire questo. Vuol dire andare a monte e analizzare da dove arrivano i rifiuti e uno per uno dire: questo si ricicla, questo si ricicla, questo si ricicla, allora diventa sostenibile il discorso. Se si brucia, chiaramente, lo sapete che per il secondo principio della termodinamica l'entropia non perdona. Moratoria al processo di approvazione finché non definiti i punti precedenti. Ecco, che va bene anche questo qua. Va bene? Ecco. Questo è il discorso di fondo. Ormai questa industria non regge più. Non regge più. E quindi bisogna pensare a qualcosa di diverso. E guardate che non ci vuole molto, sapete? Non ci vuole molto. Ci vuole tanto perché gli interessi consolidati in questi processi sono interessi di collusione normalmente. Questo è. Per collusione non si intende illegalità, attenzione, ma si intende azione di lobbismo presso gli istituzionali che vengono premuti e magari ricattati, come sta facendo Monti con il Parlamento, e dice: se tu non mi consenti questo io chiudo la fabbrica. Questo è il discorso. Guardate che con le viti è la stessa roba. I poveri istituzionali non sanno che pesci pigliare, perché dice: se metto 20 metri di esclusione dei trattamenti arriva con i forconi in copa. Ebbene, ma di chi è la colpa se siamo andati avanti in questo modo? Questo è il discorso. E allora bisogna avere il coraggio di cominciare a dirle, discutere assieme e dare le alternative. E le alternative, ripeto, con questa crisi irreversibile, profonda, strutturale, perché crisi ambientale, attenzione, è il momento giusto per fare questi discorsi, soprattutto da parte dei comitati, che devono vivere per forza nel territorio. Si può più emigrare, ragazzi? Si può più emigrare. Dice: vado in Patagonia, vado. Qualcuno va col biglietto temporaneo o col tornendrio. Questo è il discorso. Quindi capitalizziamo sulla vivibilità del territorio. E voi siete sulla strada di